Dopo la realizzazione degli interventi finanziati dai piani integrati mediterranei degli anni 90, le lagune furono abbandonate a se stesse. Con legge regionale del 99, la legge 27 del 99, la giunta regionale, il consiglio regionale individuò il consorzio di bonifica, allora Delta Po Adige, quale ente che doveva occuparsi della manutenzione, della vivificazione e della gestione delle lagune. Già da subito, dal 1999, la Regione Veneto finanziò interventi di manutenzione negli ambiti lagunari che consistevano nel dragaggio dei canali e delle bocche che si interrivano nel tempo, in modo tale da garantire la circolazione dell'acqua all'interno della laguna e quindi la vivificazione della laguna, con la conseguenza della possibilità di migliorare da un punto di vista ambientale la laguna stessa, ma anche di garantire la coltivazione delle vongole e delle cozze da un punto di vista produttivo. Purtroppo in questi anni, dal 2011 e 2012, la Regione Veneto non prevede finanziamenti per la vivificazione delle lagune. Conseguenza di questo qual è? È evidente che una laguna non è un capannone industriale. Una laguna, se non si fa una corretta manutenzione costante, passa un anno, passa due, tutti i lavori svolti negli anni precedenti in pratica svaniscono e ci si trova come 20 anni fa, con lagune dove non c'è circolazione d'acqua, non c'è vita, non c'è possibilità di coltivare vongole, di pescare e tutte le attività connesse con l'acquacoltura e con l'aspetto ambientale delle lagune. Quindi per quest'anno ancora riusciamo a fare qualche intervento con i ribassi d'asta degli anni scorsi, ma l'anno prossimo le lagune saranno solo un bel ricordo. Quali possono essere le soluzioni da adottare per risolvere il problema? Ci sono due tipi di soluzioni che stiamo analizzando in questo periodo. Uno è il finanziamento degli interventi importanti da parte delle aziende interessate, i mitilicoltori, i pescatori, che in qualche maniera finanzino o cofinanzino almeno interventi infrastrutturali sulle lagune e di manutenzione. Questa è una linea di pensiero. L'altra cosa che stiamo facendo, ed è un cambio di mentalità che deve essere iniziato ed essere portato avanti, è la ricerca di interventi in ambito europeo. La Comunità Europea finanzia interventi di carattere ambientale. Le lagune sono zone SIC, ZPS, sono Important Bird Area, quindi sono aree per le quali la Comunità Europea ha una elevata sensibilità. È importante capire quali sono le linee finanziarie da perseguire, seguirle, trovare i progetti, fare i progetti, cercare che i progetti vengano finanziati e realizzare i lavori nel più breve tempo possibile.